Domani a Venezia l'incontro tra la Presidente del Senato Casellati e il Governatore Zaia, che chiede alla seconda carica dello Stato l'impegno per autonomia, Olimpiadi 2026 e il Teatro Stabile del Veneto. 6 anni di reclusione all'ex cognato di Felice Maniero, 3 anni alla sorella per aver riciclato 33 miliardi di vecchie lire per conto dell'allora boss della Mara del Brenta. Le richieste del PM, la sentenza lunedì. Prima il malore al volante, poi il tragico schianto, 2 tragedie simili stamane nel veneziano e nel trevigiano, vittime 2 anziani alla guida. L'autopsia sul corpo del 18enne travolto da un'auto pirata a Piombino Dese rivela che il ragazzo si sarebbe salvato se la coetanea si fosse fermata. Il giovane infatti è morto annegato nel fosso dopo il sinistro. Ha raccontato all'anziano che assisteva di essere malata di tumore e di avere bisogno di soldi per le cure. Badante Bellunese a processo, ha spillato all'uomo quasi 500.000 euro. Pusher marocchino accusato di spaccio di droga anche a minorenni, fra i suoi clienti una ragazzina di 17 anni vicentina che comprava la sostanza in cambio di sesso. Il primo astronauta donna, il capitano Samantha Cristoforetti, ieri faccia a faccia con gli studenti di Oderzo. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre parlando della visita del Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati stamane a Venezia, la prima tappa a Palazzo Balbi e l'incontro con il Governatore del Veneto, un Governatore del Veneto che ha messo sul piatto i temi importanti da portare a Roma su tutti, l'autonomia e poi la scommessa, la sfida delle Olimpiadi 2026. Onori al Presidente del Senato. Giornata veneziana per la neoeletta Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. In mattinata è stata accolta dal Governatore Zaia a Palazzo Balbi e i due si sono intrattenuti a colloquio riservato per circa mezz'ora. Poi l'incontro con le autorità politiche, civili, religiose e militari. Devo dire che pur avendo un ruolo istituzionale nazionale, quando sono in Veneto, quando si parla di Veneto, il mio cuore batte più forte. È sotto gli occhi di tutti che negli ultimi 20-30 anni ha avuto uno sviluppo economico, sociale senza precedenti. E è un Veneto che poi guarda alle sfide che il futuro pone ed è per questo che merita un ruolo di primo livello nel nostro Paese. Nel corso dell'incontro il Governatore ha esposto alla Presidente alcuni temi importanti in questo momento: il Teatro Stabile declassato, i Giochi Olimpici invernali a Cortina e il percorso verso l'autonomia del Veneto, iniziato con il sì di circa 2,5 milioni di elettori. Ben inizia a metà dell'opera, direi proprio di sì, c'è una Presidente donna veneta, la prima Presidente donna del Senato, ci fa ben sperare, soprattutto visto e considerato che nel discorso di insediamento la Presidente Casellati ha fatto l'accenno all'autonomia e a quello che è la massima aspettativa per noi veneti. Casellati infatti ha detto che l'autonomia deve far parte delle priorità del nuovo governo. Nel mio discorso inaugurale ho richiamato la necessità di completare il riassetto delle autonomie locali. L'ho ripetuto anche in varie interviste, spero che nel governo che verrà questa possa essere una delle priorità dell'agenda politica. Ho una figura istituzionale e certamente cercherò che l'avvio delle riforme si faccia. E mentre il percorso prosegue con l'incontro lunedì tra Zaia e i parlamentari veneti, c'è un altro tema che sta molto a cuore al Governatore e non solo. La Presidente ha assolutamente sposato questa partita, che è quella di andare a verificare in maniera tale da capire perché questo declassamento, visto e considerato che noi non ci sentiamo di avere un teatro stabile del Veneto di serie B. E quindi vogliamo tornare nel gota dei grandi teatri stabili nazionali ed è giusto che venga riconosciuta la prima categoria, anche il teatro stabile del Veneto. Il governo che verrà, diceva la Presidente del Senato Casellati, è un governo, come sappiamo, che ancora non c'è lo stallo che continua a Roma, è inevitabile dunque le domande alla seconda carica dello Stato sulla situazione politica attuale. Sentiamo.
Dopo questa prima fase io mi auguro che nella seconda si arrivi alle proposte più concrete e ad un quadro di condivisione, così come c'è stato per la mia stessa elezione, al di là di quelle che possono essere le etichette politiche che si potranno incontrare, ma per quello che riguarda il metodo, che si possa arrivare a quella pacificazione che possa portare alla composizione di un nuovo governo. La neopresidente del Senato Casellati risponde così alla domanda sulla formazione del nuovo governo, aggiungendo che il capo dello Stato Mattarella sta dimostrando un grande equilibrio e farà un ottimo lavoro. E su un eventuale ritorno al voto la Presidente commenta: Io non mi auguro un ritorno al voto perché non concluderemmo nulla. Oggi come oggi, con l'attuale legge elettorale, noi ci troveremo di fronte alla stessa identica situazione. C'è un Paese che è in una situazione di grave sofferenza, ha bisogno di risposte concrete, una sofferenza che riguarda la quotidianità. Quindi io mi auguro che in tempi veloci, anche se la politica richiede lunghe riflessioni, specialmente perché il quadro che si è aperto dopo le votazioni del 4 marzo non è un quadro semplice dal punto di vista politico-istituzionale. Come sappiamo poi, seconda tappa è stata quella di Cafarsetti con il sindaco Brugnaro. Ne parleremo, vedremo quindi il passaggio del Presidente del Senato a Venezia, a Cafarsetti, nel nostro telegiornale di Venezia, ma ovviamente accolta dal sindaco Luigi Brugnaro. Oggi il sindaco Luigi Brugnaro è tornato anche a parlare ovviamente dello schiaffo, la sconfitta, la bocciatura di Porto Marghera, sfortunata candidata a ospitare il centro di fusione nucleare. Sul nucleare a Marghera c'è una grande delusione, sono sincero, ci avevo creduto, pensavo che fossimo addirittura nei punteggi alti, per cui adesso sosterremo la Regione in questo accesso agli atti per verificare come sono stati dati i punteggi. Ci dispiacerebbe trovare che poi magari il tema delle bonifiche sia ancora uno dei nodi più importanti, vedremo qual è la relazione tecnica. Non nasconde la sua amarezza il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per la bocciatura di Porto Marghera come sede di un centro di ricerca internazionale sulla fusione nucleare. Il progetto, che sarà realizzato in Lazio, avrebbe riportato oltre 2000 posti di lavoro nel polo industriale. Certamente c'è delusione e ci dispiace molto, noi abbiamo fatto veramente tutto quello che potevamo. Penso che prima o dopo qualche governo, qualcuno saggio possa capire che è anche il momento di Venezia, cioè ci devono aiutare, insomma, perché non è giusto che a Marghera si siano persi 30.000 posti di lavoro e non tocca mai a noi, insomma. Ecco. Sono rattristato da questo esito, ma voglio vedere anche l'aspetto positivo, conclude il sindaco. Comune di Venezia, Regione Veneto e Università di Padova hanno dimostrato di saper lavorare bene insieme. È stata un'occasione per unirci e ora vedremo di trovare altre formule per questa collaborazione. Io sono fiducioso, voglio credere che il buonsenso di qualcuno prima o poi si risveglierà. Noi continueremo comunque la nostra lotta per il rilancio di questo territorio per creare i posti di lavoro per i giovani. Inviti all'unità arrivano anche dall'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che risponde alle critiche del senatore PD Andrea Ferrazzi sul presunto immobilismo da parte di Comune e Regione riguardo le aree in questione. Capisco la sindrome da stress post-traumatico dopo la batosta elettorale, attacca il leghista, ma la mancanza di risorse per completare i marginamenti a Porto Marghera è interamente addebitabile allo Stato e alla maggioranza che finora lo ha governato. Per una pagina della cronaca, adesso 6 anni di reclusione a Riccardo Di Cicco, ex cognato di Felice Maniero, e 3 anni e 4 mesi alla sorella, Noretta Maniero. L'accusa è quella di aver riciclato 33 miliardi di vecchie lire per conto della loro boss della Mara del Brenta. Sono le richieste di condanna avanzate dai pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia e sulle quali il giudice si esprimerà lunedì, giorno previsto per la lettura della sentenza. Di Cicco, odontoiatra fiorentino ed ex marito di Noretta Maniero, è stato indagato insieme a lei e al broker fiorentino Michele Brotini al termine di un'inchiesta partita proprio dalle rivelazioni di Faccia d'Angelo. Ancora la cronaca e torniamo a parlare del terribile omicidio-suicidio di Pozzoleone. È morta per soffocamento Leila Kinser, la donna americana di origini russe uccisa il giorno di Pasquetta all'interno della sua abitazione dal marito Bradley Joel Kinser, che poi si è tolto la vita tagliandosi la gola, e quanto emerge dall'autopsia effettuata all'ospedale di Vicenza.
dopo la scoperta ovviamente della tragedia. La donna era stata rinvenuta a letto senza ferite particolari, mentre l'uomo era stato ritrovato in bagno con la gola tagliata dopo essersi provocato ferite più leggere anche sulle braccia. E allora due tragedie che si sono consumate oggi a poche ore di distanza l'una dall'altra questa mattina, la prima nel veneziano, la seconda nel trevigiano, la dinamica quasi identica, un malore che coglie un anziano alla guida e poi lo schianto, la perdita del controllo del veicolo. L'ultimo in ordine di tempo, come dicevamo, a Cison di Valmarino, nella Marca trevigiana. Sarebbe stato un improvviso malore a far perdere il controllo del furgone che stava guidando a un 73enne di Mel, nel bellunese, Adriano Zampieri, morto oggi poco prima di mezzogiorno a Cison di Valmarino. L'anziano stava procedendo lungo via Indipendenza, la strada che dalla frazione di Soller conduce verso Mura. Pare stesse facendo rientro a casa. All'altezza del bivio per Tovena e Passo San Boldo, la rovinosa uscita di strada. Nessun accenno di frenata sull'asfalto, con il furgone che finisce a piena velocità contro il guardrail e la segnaletica stradale. Malgrado questo l'abitacolo resta sostanzialmente integro, eppure per Zampieri non c'è più nulla da fare. Sul posto il SUEM 118, i tentativi di rianimazione da parte dei paramedici con il 73enne che non dà però più segni di vita. Ad accertare la dinamica i carabinieri di Cison di Valmarino, mentre i vigili del fuoco si sono occupati del recupero del mezzo portato via poi dal carro attrezzi. Nessun altro veicolo è fortunatamente rimasto coinvolto nell'incidente. E come dicevamo poche ore prima di questa tragedia, dinamica quasi identica a Marghera, dove un 69enne a causa di un malore ha perso la vita mentre stava transitando per una delle strade principali della città, Giardino, ha perso il controllo della sua Audi A4 e si è schiantato contro un altro veicolo. Fortunatamente non ci sono altri feriti. Sul posto è stato chiesto l'intervento del SUEM 118, si è tentato di rianimare l'anziano sul posto, ma non c'è stato nulla da fare. E torniamo a parlare adesso di un'altra tragedia della strada, una tragedia diversa però, quella del 18enne che è stato travolto a Piombino Dese da un'auto pirata mentre era in bicicletta. La svolta è una svolta agghiacciante, il particolare agghiacciante è che questo ragazzo poteva essere salvato. Iab, il 18enne travolto da un'auto pirata, è morto annegato. Avrebbe forse potuto salvarsi, non è morto sul colpo. A dirlo sarebbe l'autopsia sul corpo del giovane, svolta dunque nelle indagini sull'incidente di sabato scorso a Piombino Dese, dove è morto il giovane cameriere, studente annuale e conosciuto anche per il suo lavoro come PR in discoteca a Castelfranco Veneto e che stava tornando a casa dal lavoro. All'altezza di via Gattoeo, Piombino, è stato colpito da una Mercedes e sbalzato nel fosso. Non vedendolo tornare a casa, il padre, dopo 3 ore, è andato a cercarlo insieme alla sorella, trovandolo esanime nel fiumiciattolo. Inutili per il 18enne i tentativi di salvarlo. La mattina di Pasqua una 19enne di Trebaseleghe si è presentata nella caserma dei carabinieri insieme alla madre, denunciando di aver avuto un incidente la sera prima e di essere andata via perché convinta di aver colpito un animale. Dai primi riscontri sembrava che Iab fosse morto sul colpo, ma giovedì le indagini hanno portato a una conclusione diversa. Nei suoi polmoni sarebbe stata trovata acqua, a indicare che il giovane non è morto sul colpo e che se la 19enne, poi denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso, si fosse fermata, il 18enne forse si sarebbe potuto salvare. Ora la posizione della ragazza rischia di aggravarsi. Adesso nel veneziano, perché continua a far discutere il caso dell'educatrice della casa famiglia veneziana licenziata in tronco perché avrebbe chiamato un esorcista per liberare dal male una bambina ospite della comunità. Oggi dalla sua parte si schiera il presidente del gruppo di ricerca sulle 7. Sentiamolo. Cioè non ha chiamato nessun esorcista, non è questo che è venuto, si è limitata semplicemente a far dire una preghiera perché queste cose non succedano. È una difesa appassionata quella di Giuseppe Bisetto, presidente del GRIS, il gruppo trevigiano di ricerca sulle 7, nei confronti dell'educatrice della casa famiglia veneziana licenziata in tronco perché avrebbe fatto intervenire un esorcista per liberare dal male una bambina ospite della comunità gestita dall'Opera Santa Maria della Carità. Per Bisetto la donna si sarebbe limitata a far recitare una preghiera a quella bambina palesemente impressionata da un gioco spiritico fatto a scuola. Siamo intervenuti a tutti i livelli. Credo che adesso il sindacato gli darà una mano a questa signora, ma la situazione è proprio questa, così non va bene. Questa è una delle tante ingiustizie che stiamo ricevendo noi cattolici, che siamo diventati una minoranza.
La direzione della struttura ha contestato alla donna un comportamento non consono a quel delicato contesto che richiede attenzione e rispetto delle linee educative, e questo ribadirà il giudice del lavoro, dinanzi al quale sarà discusso il ricorso presentato dall'educatrice. Il GRIS ha dichiarato il proprio sostegno alla donna e ai nostri microfoni così lo ha motivato. Bisogna vedere anche le diocesi se hanno l'esorcista. Mi pare che a Venezia non ci sia ancora, quindi non poteva chiamare nessuno perché non c'è, fra l'altro. Quindi è anche assurdo quello che si va a dire di questa signora che avrebbe chiamato l'esorcista, perché l'esorcista, fra l'altro, a Venezia non c'è. La cronaca giudiziaria ci porta a parlare di una incredibile truffa ai danni di un anziano. La sua badante sta male e lui le consegna nel tempo 459.000 euro per le cure mediche. Una 57enne bellunese ora è a processo per truffa ai danni di un 83enne morto l'anno scorso. L'anziano si era trasferito da Torino a Belluno nel 1992 dopo la morte della moglie e, non riuscendo a stare dietro alle faccende domestiche, si era preso una signora che lo aiutava a tenere in ordine la casa, una vera e propria badante, e la donna gli aveva confidato quasi subito la sua malattia. Prima ha parlato di un tumore al pancreas, poi al cervello e infine allo stomaco, e per aiutarla a sostenere le spese mediche dovute ad analisi e operazioni importanti, l'anziano le aveva versato sul conto 359.000 euro di bonifici e consegnato anche 100.000 euro in contanti. Peccato che fosse tutto inventato, perché la donna non ha mai avuto nulla. È stata la figlia al quale l'uomo si era confidato a rivolgersi alla questura di Belluno a far scattare l'indagine che ha portato a processo la donna. Nel frattempo l'anziano è morto. Ed ora un'altra storia terribile che viene dal Vicentino. Parliamo di droga e parliamo di una minorenne, una ragazzina di 17 anni che vende il proprio corpo per una dose. Vicenza, 17enne vendeva il proprio corpo per una dose di hashish, ma anche eroina e cocaina. La minore, non avendo i soldi per comprare la droga, era arrivata a concordare addirittura un tariffario per le sue prestazioni. I fatti risalgono a 4 anni fa, ma oggi il marocchino 34enne che le vendeva la droga e usava il suo corpo andrà a processo. La giovane era entrata in contatto con l'uomo a Padova, dove aveva scelto di studiare e da dove rientrava solo nel tardo pomeriggio a Vicenza. I contatti avvenivano in zona stazione, dove la giovane all'inizio comprava l'hashish, poi il passaggio alla cocaina, fino all'acquisto di eroina per calmare gli effetti della coca, ma spesso non aveva i soldi per pagare la dose, da qui la scelta di vendere il proprio corpo. Oggi la ragazza fortunatamente è riuscita ad uscire dalla spirale in cui era finita. Lo ricorderete, a Padova aveva lanciato il suo furgone contro un bar rischiando di travolgere i clienti. Il responsabile patteggia 2 anni di carcere. Ha patteggiato una pena di 2 anni e 2 mesi di carcere. Il reato è stato ridotto da tentato omicidio plurimo a tentate lesioni volontarie gravissime. Parliamo della vicenda accaduta nel novembre scorso, quando un 23enne di origine rom aveva lanciato il furgone contro l'ingresso di un locale in via Fornace Morandi, sfiorando numerosi clienti e poi fuggendo, ma dopo aver dimenticato il cellulare sul posto, fatto che consentì l'identificazione agli investigatori. Secondo il consulente tecnico, la velocità del mezzo era bassa e quindi, in caso di investimento, non avrebbe causato la morte. Da allora il giovane agli arresti domiciliari e la condotta irreprensibile avrebbe favorito la limitazione della condanna. E adesso il dipendente delle autostrade che aveva scelto di dormire all'interno del casello invece di svolgere il suo lavoro. Doveva pattugliare la A27 da Treviso Nord a Venezia, in modo da gestire con tempestività code e disagi. I fatti risalgono al 2011, esattamente la notte tra il 30 e il 31 luglio, giornate da bollino rosso per il traffico nella nostra regione. Ma il dipendente, anziché sorvegliare le strade, aveva deciso di farsi un sonnellino per gran parte del turno. Con tanto di brandina si era sistemato nelle cucine del posto di manutenzione proprio accanto al casello. Così aveva dormito serenamente dalle 3:30 alle 6, prendendo servizio solo alle 6:14 del mattino. Scoperto, Autostrade per l'Italia ha deciso di licenziarlo, ma il dipendente si è opposto al provvedimento disciplinare ed ha presentato vari ricorsi, prima al Tribunale di Udine, poi alla Corte di Appello di Trieste, ma entrambi i giudizi gli hanno dato torto. Poi infine ultima carta, la Cassazione, ma anche in questo caso è arrivata la sentenza che ha rigettato il ricorso. La motivazione mise a rischio sicurezza e viabilità. Ora l'ex dipendente è stato condannato anche a pagare le spese di giudizio. Dalla guerra in Asco Holding, Asco Piave alle stelle di Samantha Cristoforetti, questo dopo la pubblicità.
Telegiornale del Veneto, siamo di nuovo in diretta economia, parliamo adesso della vicenda Asco Holding, la società che controlla l'impresa nata attorno all'azienda di Pieve di Soligo per la distribuzione del gas. Ieri è arrivato un punto fermo importante con una sentenza del TAR del Veneto che mette in discussione numerosi punti all'interno del futuro societario, cioè proprio uno scenario che ripercorriamo nel prossimo servizio. Il TAR ha dimostrato che la strada perseguita dalla maggioranza non era percorribile, per cui adesso io assieme ai miei colleghi, perché ricordo che siamo comunque una squadra nutrita, perché siamo circa il 40%, speriamo di poter metterci attorno ad un tavolo e ragionare assieme anche all'altra parte per trovare una soluzione e una quadra alla cosa. Il ramoscello d'ulivo dopo la tempesta del TAR del Veneto. Si cerca la pace tra i soci di Asco Holding, una tra le migliori società a gestione pubblica d'Italia. Utili costanti, organizzazione razionale, servizio ai clienti che dà profitto che viene poi utilizzato al servizio dei cittadini. Questa è la galassia Asco oggi e in un'Italia piena di carrozzoni è quasi una mosca bianca che però deve sottostare alla mannaia della legge Madia, nata per chiudere le partecipate, ovvero i poltronifici della politica, togliendo alle pubbliche amministrazioni le partecipazioni a società commerciali. Questa legge però, calata in una situazione come la nostra, di ottima gestione, di capacità imprenditoriali, eccetera, va a finire che diventa una negatività. Sottolineatura del presidente Giorgio Della Giustina, che ora si trova a gestire due idee diverse sul futuro di Asco Holding. Da una parte la maggioranza dei sindaci che vogliono una trasformazione interna in maniera che nulla cambi di fatto, e l'altra con la quotazione in borsa che prescrive la legge. Da ieri i primi hanno però perso la prima battaglia perché il TAR del Veneto ha bocciato il loro progetto societario, rimettendo tutto alla prossima assemblea dei sindaci. Nel lato pratico, per il cittadino, per il trevigiano, che cosa cambia e che cosa sta succedendo adesso? Dal punto di vista delle bollette non cambia assolutamente nulla perché è una gestione, diciamo, aziendalista. Dal punto di vista di una scelta sia da una parte piuttosto che da un'altra cambia molto anche sulla governance della società. Secondo l'attuale maggioranza lo sbarco in borsa porterà alla privatizzazione di Asco con l'annullamento sia degli utili ai comuni che dell'attenzione ai clienti meno abbienti. Diverso invece il futuro ipotizzato dall'altro fronte. Non è assolutamente così perché sfido qualunque privato a mettersi contro a 91 sindaci che sono pronti a difendere il proprio territorio con i denti. Cambiamo argomento, ha toccato lo spazio, ha visto le stelle e vorrebbe tanto ritornarci. Lei è la prima astronauta italiana, Astro Samantha Cristoforetti, che ieri ha incontrato gli studenti delle scuole di Oderzo. Samantha Cristoforetti è rimasta nello spazio per 199 giorni, la prima donna italiana ad aver partecipato ad una missione dell'Agenzia Spaziale Italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Un sogno per molti giovani che ieri hanno ascoltato con estrema attenzione il racconto del capitano. L'astronauta ha subito parlato della sua vicinanza con la nostra terra. Una terra che fa parte della mia storia personale perché sono stata diversi anni assegnata al 51esimo stormo di Strano, quindi proprio qui vicino, ed ero peraltro a Istrana quando poi fui selezionata come astronauta ormai quasi 9 anni fa. Lei è uno dei 556 astronauti che sono stati in orbita. Quando le viene chiesto se sente il peso di questa responsabilità, le risponde in maniera diretta e semplice. La responsabilità sicuramente la sento, cerco di gestirla in modo che non sia un peso. Racconta della sua missione e sotto gli occhi ammirati dei giovani ha parlato della gravità. All'inizio è un po' faticoso abituarsi, faticoso magari no, ma insomma succedono sempre piccoli incidenti, soprattutto perdere cose, no? Quindi passi un sacco di tempo a cercare cose che ti sei perso, però poi soprattutto all'inizio c'è addosso tutto questo entusiasmo che voglio dire sono dei piccoli fastidi che gestisci senza alcun problema, e poi in realtà verso la fine ti abitui, ormai dopo un po' di mesi di esperienza diventa seconda natura non perdere più le cose, tenerle sott'occhio anche mentre stanno fluttuando, comunque appoggiarle senza che vadano perse. Questa sera alle 20:10 parleremo, dopo il telegiornale di Treviso, di turismo da Venezia fino alla montagna, ovviamente con un occhio alla sfida delle Olimpiadi 2026, con Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno Dolomiti, e Daniele Minotto, il vicedirettore dell'Associazione Veneziana Albergatori. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una bella giornata di sole sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione. Sul Veneto bel tempo, asciutto e stabile su tutti i settori, qualche foschia mattutina sulle vallate alpine e locali addensamenti ma del tutto innocui. Ampio soleggiamento altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori massimi in aumento tra 14 e 17 gradi. Non cambia di molto la situazione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo risulterà stabile e per lo più soleggiato, il cielo infatti si presenterà sereno o al più con poche nubi a carattere sparso. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 16 e 19 gradi circa. Anche sul Trentino Alto Adige il tempo sarà in prevalenza asciutto, tanto sole sui settori alpini di confine, molte nubi invece altrove, anche con isolati piovaschi, specie al pomeriggio, in particolare sul Trentino. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 12 e 13 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 15 e 16 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.